Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 10 febbraio, ben ritrovati amici dell'oroscopo in compagnia ancora delle stelle di Radio.0, pronte anche oggi con tutte le ultime novità, quindi iniziamo subito. Ariete, eccellente ripresa per voi, sia sul piano personale sia professionale, un periodo ideale quindi per uno spostamento o per catturare l'attenzione di una persona importante. Ottimi risultati anche per chi organizza convegni, eventi o comunque per chi si occupa di pubbliche relazioni. Toro, momento sentimentale e delicato in cui dovrete agire allentando un po' le briglie, ma non più di tanto, solo quanto basta respirare meglio. Single, il bisogno di cambiare in fretta condizione può portarvi su una strada accidentata, meglio riflettere. Gemelli, la Luna e Saturno vi favoriscono, in questo senso spingono su incontri e progetti importanti. Utilizzate equilibrio e senso della misura per evitare di chiudervi in contesti troppo casalinghi. Coro di lamenti in famiglia? Chiarite le vostre esigenze, ma non fatevi ingannare dalle lusinghe. Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore, forse vi sentirete un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi, inclinazione all'interiorità oggi. Una storia a distanza poi vi crea un po' di inquietudine, ma ricordate, è proprio nella lontananza che si verifica l'intensità del rapporto. Leone, desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperate la capacità di seduzione, quella non vi manca, l'eleganza, la generosità, la classe innata, con le buone maniere ricordate si può ottenere tutto. Qualcuno tenta di ostacolarvi, dall'altra parte i rivali non mancano a questo punto, ma all'attacco diretto preferite l'ironia, è un'arma letale. Vergine, un clima incerto per voi in giornata, piccoli ma fastidiosi contrattempi come malintesi al telefono e disguidi in viaggio fanno la giornata un po' più grigia. La famiglia è brontolona, il partner è da ammansire. Tenendo sotto costante controllo la salute finite per farne una malattia, cercate sempre di non esagerare. Bilancia, una configurazione briosa rende allegro e spensierato questo giovedì, pace fatta con la dolce metà dopo un lungo bisticcio. Nel cielo odierno inoltre astri che affinano l'intuizione e la fantasia non mancano e vi sollevano a 2 palmi da terra, in programma un evento culturale. Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici, potrete aggiornarvi sulle ultime novità, guardare insieme i vostri film preferiti oppure ascoltare della buona musica. Attivatevi e programmate una vacanza di gruppo, magari sulla neve. Bene le finanze, ma controllate le spese. Sagittario, terrete testa agli intralci senza perdere il sorriso. Fermento in amore in questi giorni, buttatevi, ma non forzate i tempi. Come sapete, se son rose fioriranno. Gli amici possono fare molto per voi, anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi questa giornata di quiete che sembra essere così ben condivisa da partner e familiari. Il segreto della felicità, ricordate, sta nelle piccole cose. È un'ottima idea poi in questo momento pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili anche e liberarla dalle cianfrusaglie. Acquario, con il favore della Luna in Gemelli esaltata da Saturno, il disaccordo con il partner può essere gestito con buon senso e intelligenza. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. E chiudiamo infine con i pesci, una vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pindarici a causa di una relazione sentimentale coinvolgente ma che ancora non decolla. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà, rilassatevi e cambiate punto di vista. Ed è tutto quindi anche oggi dalle nostre stelle che ritornano domani per accompagnarvi con le novità. Intanto una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0